giornata, benvenuti, bentrovati, altro appuntamento con le nostre interviste e oggi dall'altra parte dello schermo, del video, del tablet, del computer, perché ormai ci siamo abituati a queste cose tecnologiche al massimo, abbiamo l'onorevole Angela Colmellere. Buona giornata, onorevole. Buona giornata a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, la troviamo a Miane, nella sua cittadina, immagino, no? Sì, sono rientrata da poco da Roma e ora sono qui in attesa di ripartire. Rientrata da Roma anche perché ha dovuto scendere in ogni caso oppure lavoravate per le vostre commissioni tecnologicamente? Allora, le commissioni hanno lavorato in modo informale, appunto attraverso il remoto. E informale dico perché non è mai stato reso ufficiale una forma di lavoro appunto da remoto. Quindi FICO ha dato la possibilità, come Presidente della Camera, di lavorare soltanto per gli uffici di presidenza che si potevano fare da casa e per le commissioni informali. Invece per le commissioni formali dove è necessario votare bisognava appunto recarsi di persona. E infatti questa settimana ci siamo recati di persona perché avevamo da approvare in commissione, nella commissione nostra, che è appunto Cultura, Istruzione e Scienza, il decreto Cura Italia, con tutte le misure relative all'emergenza da mettere in atto per far fronte a questo periodo storico. E quindi siamo scesi appunto per questa votazione che era importante e siamo scesi anche perché la seconda votazione assolutamente importante a cui noi veneti non potevamo mancare era appunto l'approvazione alla Camera del decreto Olimpiadi, che magari tanti diranno, ma in questo periodo storico pensare alle Olimpiadi magari si poteva anche evitare. Beh, diciamo assolutamente no, non si può evitare perché è un percorso lungo che non era stato voluto, ricordiamo, da alcuni esponenti attualmente della maggioranza e che invece eravamo riusciti, grazie al nostro governatore, grazie alla nostra parte politica, a far vincere, nel senso che comunque era stato portato come in programma come attività futura e quindi era assolutamente necessario far sì che questo decreto venisse approvato proprio perché da qui parte l'iter che ci accompagnerà alla definizione dei Giochi Olimpici per il 2026. Se non fossimo passati per la Camera la scorsa settimana non avremmo avuto la possibilità di andare avanti con il percorso, quindi avremmo visto sfumate le Olimpiadi e questo era un grossissimo danno e una grossissima anche speranza che ci sarebbe venuta meno, perché in questa fase storica pensare a qualcosa di bello, pensare e avere speranza nel futuro e quindi pensare al turismo, pensare alle future entrate, alla sistemazione delle infrastrutture e delle strutture necessarie per preparazione delle Olimpiadi, per noi era sicuramente aveva una grande importanza e sicuramente bisognava continuare a crederci fino in fondo. Beh, sicuramente, sicuramente, come diceva lei, insomma, almeno pensiamo a qualcosa di bello, a qualcosa di costruttivo, a qualcosa di importante, insomma, in questo momento. Gliel'avranno chiesto mille volte quanti mesi sono passati ormai di questa sua prima esperienza e qual è la sensazione? Un'esperienza positiva, immagino, sicuramente. Allora, sono passati poco più di 2 anni, perché appunto eravamo marzo 2018, adesso siamo quasi a maggio del 2020, quindi 2 anni, sicuramente 2 anni intensi che hanno visto una situazione molto complicata e complessa anche da organizzare, da gestire, da seguire, perché comunque prima avevamo un governo, adesso ci troviamo ad averne uno diverso, non voluto nemmeno dal popolo, per cui ne abbiamo viste delle belle, insomma, e alcune cose, secondo il nostro avviso, potevano essere fatte in maniera diversa, in maniera anche più propositiva e di buon senso, e invece in altre situazioni non sono esattamente andate così.
Quindi l'esperienza è sicuramente un'esperienza importante, costruttiva, che vale sempre la pena di fare, anche se il governo fosse durato soltanto un giorno, perché è un modo di vedere l'amministrazione, quindi il governo Dal con vivo altri. proprio. Io sono stata sindaco per diversi anni, prima assessore, quindi avevo una sorta di osservatorio e una sorta di modalità di lavoro che era di un certo tipo. Ovviamente è un'istituzione diversa, per cui la modalità cambia, diventa più complessa e quindi vale sempre la pena di sperimentarla per imparare qualcosa di nuovo. Sicuramente di fare queste esperienze sono importanti. Esperienza poi di sindaco, come diceva, e di insegnante, lei è all'interno di una commissione appunto che riguarda la scuola. Scuola che in questo momento di pandemia, in questo momento di crisi, si può dire che è in crisi anch'essa oppure concluderemo quest'annata di scuola? A mio avviso la scuola è già finita, il notifico di questa all'inizio, il fatto che non si rientrerà di settimane, come era stato mancava la comunicazione ufficiale, però quello che dispiace è che queste comunicazioni fatte dal ministro si vengano sempre da prendere dai media e mai nelle sedi opportune, quindi non c'è mai stato un confronto costruttivo, sincero ed oggettivo su quelle che sono le funzioni, le finalità della scuola, ma soprattutto le decisioni proprio in questo periodo particolare. Quello che infatti noi chiediamo tantissimo è la certezza e la chiarezza delle informazioni e delle cose che vengono fatte, perché qui stiamo parlando del futuro di ragazzi, di famiglie, stiamo parlando di un qualcosa che deve rispondere a quelli che sono i loro bisogni e le loro necessità e quindi non si può improvvisare, approssimare, bisogna essere molto precisi. Ad esempio abbiamo questi ragazzi che dovranno affrontare un esame di maturità, ad oggi manca ancora un'ordinanza che disciplini le modalità e i criteri di come verrà fatto. Quindi voi capite che non si può vivere in questa incertezza, ma come non si può nemmeno vivere senza un confronto politico, un confronto costruttivo. A noi fioccano i DPCM, fioccano i decreti da parte dei ministri, ma non c'è mai una reale condivisione, un reale ascolto di quelle che possono essere anche le nostre posizioni, che magari, siccome sono posizioni a mio avviso di buon senso, magari potrebbero essere accolte e essere rese utili proprio per migliorare la situazione di tutti. Ecco, perché infatti io, ritornando anche alla domanda di prima, quello che io voglio e intendo fare nello svolgimento del mio lavoro è pensare alle persone, pensare alle comunità, alle nostre comunità, cercare da Roma di fare qualcosa di costruttivo che vada a vantaggio dei cittadini, tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Quindi noi, il nostro dovere, il nostro compito è proprio quello e quindi è un po' frustrante vedere che magari non si riesce a essere del tutto partecipi perché ci impongono di non partecipare. Quindi ecco, questa è la nostra tristezza in questo senso, ma è quindi anche la nostra necessità e l'appello grande è proprio quello di dire no, noi vogliamo chiarezza, vogliamo sapere le cose come vengono fatte, vogliamo capirne di più. Per esempio, i ragazzini che adesso hanno seguito la didattica a distanza, avevamo visto che questa didattica a distanza ha avuto delle esperienze diversissime a seconda di dove è stata fatta, della formazione che hanno avuto gli insegnanti, dell'età dei ragazzi, quindi abbiamo avuto esperienze completamente diverse a seconda di diversi criteri. Quindi esperienze bellissime da un lato dove gli insegnanti hanno lavorato con molta passione, dedizione, impegno, facendo delle cose bellissime, altre situazioni dove queste sono completamente mancate, quindi il nulla pneumatico, nulla più assoluto. E quindi ecco che dobbiamo anche qui pensare a quello che è successo, pensare come ripartire per migliorare quello che è stato, cercando anche di trovare il buono dalle cose. Il buono si trova
nell'utilizzare questi metodi, queste modalità che adesso sono di emergenza, anche magari pensate all'interno di un contesto di normalità. Quindi far tesoro di quello che di buono è avvenuto perché diventi un modello, una regola da cui partire per migliorare le sorti appunto di questo paese. Ecco, quindi questo per quanto riguarda la didattica a distanza. Poi per quanto riguarda il mondo della scuola, mi piace ricordare anche che tantissimi alunni, per esempio alunni disabili, alunni con bisogni educativi specifici, quindi hanno avuto le loro difficoltà, e qui dobbiamo ringraziare anche le famiglie che hanno compensato tantissimo appunto per far fronte a questo diritto allo studio dei ragazzi. E quindi dobbiamo anche ripensare che però le famiglie hanno fatto qualcosa che non dovrebbe soltanto competere alle famiglie, ma dovrebbe competere alla scuola. Quindi partendo da questa criticità bisogna lavorare per far sì che questa cosa non succeda più. Non succeda più, e soprattutto perché le fasce più deboli debbano essere garantite appunto nel diritto allo studio anch'esse. Chiaramente. Diciamo che nel brutto almeno abbiamo provato, insomma, a studiare a distanza, abbiamo dimostrato che sì, ci sono delle carenze, ma insomma ce la possiamo fare, non è che siamo proprio male. Allora sì, io sono sempre simpatizzante, quindi mi piace più pensare a quella che è la relazione umana, la relazione tra persone, alla socialità, all'interazione tra i diversi elementi. Quindi la didattica a distanza sì, va bene, ma in situazioni di emergenza o comunque relegata ad un contesto sicuramente minimale rispetto a quello che deve essere la relazione tra le persone, perché ricordiamoci, siamo persone, non siamo macchine, e quindi l'educazione a distanza va bene, ma a corollario di quello che è un sistema fatto di persone. Sicuramente l'esperienza è andata molto bene, ricordiamo anche all'interno del mondo accademico, quindi all'interno delle università, dove i ragazzi, proprio perché già sono abituati a lavorare con uno strumento, già sono abituati a studiare in maniera differente, non hanno avuto grossi problemi nel seguire le spiegazioni che vengono fatte, che sono state fatte. Quindi anche lì abbiamo avuto una buona pratica, dei risultati di buone pratiche per quanto riguarda la didattica, per quanto riguarda gli esami, per quanto riguarda le discussioni delle tesi. Questo per un 90% dei ragazzi. Sono rimasti indietro, diciamo, un 10% di questi ragazzi, e quindi qua, infatti abbiamo chiesto anche al Ministro come si intende recuperare questo 10%, perché o magari non aveva la connettività, o magari non aveva gli strumenti per potersi connettere. Quindi come fare per far sì che ci sia un recupero da parte di questi ragazzi, visto che non hanno maturato in questo tempo i crediti universitari che necessitano. Quindi ecco, diciamo che il mondo universitario ha funzionato. Nelle classi dove i bambini erano più piccoli ci sono state ovviamente delle difficoltà. Onorevole, siamo quasi arrivati a toccare i 50 giorni di questa clausura, di questa quarantena. Lei diceva prima, penso al dopo, la spaventa il dopo, dover ricominciare, sarà come prima o come ci stanno dicendo e come forse ci rendiamo conto non sarà più come prima? Credo che non sarà più come prima, non sarà più come prima, e bisogna proprio ora interrogarsi su come ripartire, su come riprogrammare quelli che saranno i passi successivi, ma direi che bisogna proprio mettere a sistema una modalità. Perché ora non si può rispondere dando appunto una risposta veloce a una situazione che è capitata. Adesso bisogna proprio riprogrammare, bisogna ripensare, bisogna appunto ragionare a sistema nel mettere insieme tutte le varie parti. E quindi questa sarà una sfida importante per chi si trova a dover governare, e una sfida anche per
per chi è a casa, per chi comunque si trova in situazioni di grossa difficoltà fin da ora. Quindi questo è il nostro compito, è anche quello di tutelare queste persone, di far sì che comunque i loro diritti vengono garantiti e che anche la popolazione appunto non cada in una eccessiva sofferenza. Quindi ecco che si tratta di ragionare a 360 gradi, perché appunto gli scenari sono tanti, alcuni sono sconfortanti, ma in questo sconforto appunto dobbiamo ripensare per garantire un qualcosa che possa far ridare appunto la luce e la speranza. Ecco. Quindi anche le Olimpiadi, dicevamo di ieri, ecco, questo è un chiaro esempio di cosa significhi ripartire in vista di un obiettivo importante, che può comunque portare delle risorse, portare dei valori, insomma, per tutti e a tutte le categorie, quindi dei vantaggi a più settori. Quindi noi dobbiamo sicuramente crederci, insistere facendoci portavoci dei bisogni e delle richieste dei cittadini e delle imprese, perché ricordo che questo territorio contribuisce notevolmente alla definizione del PIL di tutto questo paese. Quindi le imprese, le industrie devono sicuramente, il mondo produttivo deve essere accompagnato e rilanciato. Il nostro dovere è appunto dare a loro tutto il nostro sostegno. Onorevole, lei in una zona bellissima, turistica, Miane, insomma, Cison, Follina, tutta la pedemontana, turisticamente parlando appunto. Prima fuori onda dicevamo, bah, forse c'è già un pochino di gente in più perché ha voglia di muoversi fuori, se la sente di ridire la frase che ormai ci hanno fatto anche stancare, quella restate a casa, ma è utile ancora farlo per alcuni giorni, no? Per un po' di giorni. È utile, sicuramente è utile fare attenzione a tutto quello che ci è stato detto e su cui appunto ci è stato richiamato, insomma, la nostra vita in questo ultimo periodo. Quindi dobbiamo assolutamente stare alle regole, ancora per un po', probabilmente non sarà ancora così lunga, ma insomma non dobbiamo trascurare uno sforzo grande che è stato fatto e magari per vederlo vanificato nel giro di poco tempo. Quindi sicuramente non è facile, ma però bisogna impegnarci a rispettare appunto le regole che ci sono state date, e quindi no a spostamenti eccessivi, no a spostamenti fuori, non contemplati dal decreto, ma rispetto delle regole. Questo assolutamente sì, perché tutto quello che c'è stato è stato comunque ben seguito, ben impostato non dal primo che passa, che capita, ma comunque ha un senso, ha avuto un senso, perché c'è chi ha seguito dall'inizio alla fine tutto lo scenario in maniera complessiva, e quindi se ci sono state date queste regole vuol dire che comunque ci sono dei motivi che le hanno portate, che hanno portato alla loro definizione, e sta a noi rispettarle. Concludiamo con una battuta, onorevole, ma lei queste note, insomma, le ripete ogni sera quando con il marito, l'assessore Bottacin, rinfrancate e dite di stare a casa. Scherziamo naturalmente, perché so che non lo vede molto in questo periodo. No, diciamo che da 55 giorni è fisso in sala operativa con il governatore Zaia e con l'assessore Lanzarin, quindi non lo vedo molto spesso, assolutamente no, e quindi ricordo che anche per loro il lavoro è stato impegnativo, non esistono sabati, non esistono domeniche, ma questa è la situazione, siamo ancora in emergenza ed è giusto così, e quindi io che sono a casa cerco di portare pazienza, perché mi rendo conto che prima di tutto viene la salute dei cittadini. Onorevole, io la ringrazio, un buon sabato, un buon weekend, anche se non possiamo fare quello che vorremmo, ma insomma rimaniamo lì tranquilli, noi ci risentiamo magari più avanti, sperando fuori da questa pandemia, fuori da questo maledetto vaccino, da questo maledetto virus, anzi, e speriamo che trovino questo vaccino al più presto. Onorevole, buona giornata, grazie.